Buongiorno, buongiorno, tutti i fatti e le notizie dalle nostre province in diretta con i collegamenti con i nostri colleghi tra pochissimo. Partiamo da una taglia sui ladri. I ladri stanno imperversando sul nostro territorio. Un imprenditore ha scoperto i ladri e ha pubblicato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiedere una taglia, ma Facebook ha oscurato il post perché incentiva alla violenza. Sentiamo. Ringrazio questi signori per il furto con scasso nel mio capannone in zona industriale. Offro 500 euro per nome e cognome del capobanda che ho immortalato. È un imprenditore del settore della carpenteria metallica con sede a Lori a lanciare questo messaggio sui social network, dopo che le telecamere di videosorveglianza dell'azienda hanno immortalato i ladri che impunemente scavalcano la recinzione e si introducono all'interno del capannone. Uno di loro ha il volto scoperto, una denuncia che ha scatenato l'indignazione sui social in un territorio come quello della Pedemontana senza pace. 186 condivisioni in poche ore dalla pubblicazione del post. Un utente addirittura commenta: sono gli stessi che sono venuti anche nel mio capannone. I filmati sono stati consegnati ai carabinieri di Riese Pio X nella speranza che i militari riescano a chiudere il cerchio sulla banda. I ladri hanno agito in pieno giorno portando via utensili da lavoro per un valore di circa 150 euro e danneggiando una porta, danno stimato per altri 300 euro. Ironia della sorte, la vittima del furto si è vista rimuovere il post da Facebook in quanto contenente un linguaggio incitante alla violenza e informazioni lesive della privacy. Servizio di Anna De Roberto, c'è stato un ennesimo episodio nella Marca. I ladri sono entrati nella villa degli imprenditori della ristorazione Zava, mentre i proprietari padre e figlia erano all'interno. Una via Molinara, presa di mira praticamente ogni anno. Prima di entrare nella villa, i ladri avevano tentato un altro colpo. Io pensavo non che erano in casa, ma che stessero guardando come fare per poter entrare in casa. E invece i ladri erano già dentro casa sua, al piano di sopra, che avevano raggiunto usando una scala presa dalla rimessa. I due uomini a cui la donna aveva intimato di andarsene erano i pali. Ho preso e ho urlato dalla finestra e visto questi che sono scappati verso Godega. Io istintivamente ho chiamato il mio vicino di casa che chiamasse i carabinieri e io gli ho corso dietro in macchina, ma logicamente loro erano già spariti. Entrati dall'unica finestra con gli scuri aperti, il vetro spaccato mentre i cani continuavano ad abbaiare. Sono le 18:30, alle 21 Caterina vede i vetri per terra quando sale al primo piano, armadi aperti e capisce. I ladri hanno portato via degli ori. Caterina Zava era con il papà in casa, noto imprenditore della ristorazione. 4 anni fa la perdita della madre e moglie dell'uomo. Nelle parole della donna l'esasperazione ma anche la grande forza di guardare oltre. Eravamo tutti e due in casa, sì. La sensazione è che non me ne fotte niente di cosa possono fare alla mia casa. È la salute, il stare bene, non ci hanno fatto del male. Sentiamo tantissime cose in giro che derubano, violentano, ammazzano per 2 ore. Possono portarmi via tutto. Villa Zava è solo l'ultimo obiettivo in ordine di tempo. In via Molinari a Godega ci sono ville prese di mira anche 5 volte. I ladri sono entrati da qui, scavalcando il cancello e oltrepassando il filo spinato. L'importante è che non ci facciano del male. Io dico, cerchiamo di stare attenti alle persone che stanno entrando, alle persone che vengono anche a lavorare nei nostri campi, perché fatalità si nascondono nei campi. Poco prima la stessa banda avrebbe cercato di entrare in un'abitazione sulla Pontebana accanto al negozio di frutta e verdura. Colpi sono stati denunciati anche a San Fiore, nella frazione di Castello Ruganzuolo, poco distante. Non ho mai avuto paura, mai. E non ho paura adesso perché loro non me ne faranno. La paura è altro. Davanti alla morte di una madre 4 anni fa, i soldi non valgono nulla, sono pari a 0. Continuano a colpire così in un silenzio assordante da parte del Ministro degli Interni, nessuna novità. I carabinieri e la polizia fanno quello che possono, ma è come combattere con la cerbottana contro chi gira con un bazooka. Vediamo a questo punto alcuni dei titoli della prima pagina del Gazzettino Online. Insulti razzisti ai calciatori juniores, 18enne esce dal campo in lacrime. L'allenatore dice: adesso basta, ci sono nome
e cognome, pronta la denuncia. Auto nel lago, la 500 tirata fuori dall'acqua nel lago delle Bandie, nel Trevigiano. È stato estratto il corpo della 60enne scomparsa da Santa Maria di Sala, la straziante attesa dei familiari. Abbiamo seguito in diretta l'altro ieri con Christian Arboit i tentativi di ripescare l'auto, ma non era facile individuarla. Alla fine si è utilizzato un robot ed è stata individuata questa 500 e all'interno c'era il corpo di questa donna di Santa Maria di Sala che si è tolta la vita. E intanto vengono vagliate dagli agenti della Digos centinaia di ore delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Montagnana, dove è stata trovata una catena agganciata ai cavi della rete ferroviaria. Salvini ha subito parlato di un attentato e della volontà di paralizzare il traffico ferroviario. Continuano le indagini della Digos di Padova per individuare il responsabile del lancio di una catena da bicicletta sui fili della media tensione della stazione ferroviaria di Montagnana nella Bassa Padovana. Sono infatti al vaglio della polizia centinaia di ore di filmati per individuare l'autore del gesto che avrebbe causato non pochi disagi. All'attenzione dei poliziotti anche la guaina esterna del catenaccio. Gli inquirenti sperano infatti di rilevare le impronte digitali di chi l'ha lanciato sui cavi della ferrovia. Sabato inoltre è stato convocato in questura ed ascoltato dalla Digos il tecnico di RFI che giovedì all'alba aveva scoperto la catena lunga più di 1 metro che era stata posizionata sulla linea aerea dei tralicci ferroviari in corrispondenza del secondo binario della piccola stazione, un binario di servizio che generalmente non viene usato per il transito di passeggeri. Anche a Roma si è verificato il tentativo di sfondamento di una centralina della stazione Aurelia, gesto che preoccupa il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che in una nota annuncia che alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in aula già questa settimana. Ringrazio donne e uomini del gruppo FS che, dopo l'esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie, conclude Salvini. Ancora una scritta contro la polizia a Padova, la scritta con vernice spray nera è apparsa su una vetrata in via Mameli in zona stazione, con un termine dispregiativo francese che significa meretrice o insetto assassino. La segnalazione alla sala operativa della questura è giunta attraverso UPOL grazie ad una cittadina che, avendo notato questo insulto, ha allertato la questura. Sul posto, oltre agli agenti del 113, sono intervenuti anche gli uomini della Digos e della polizia scientifica. Si tratta dell'ennesimo episodio di odio contro la questura di Padova dopo le scritte comparse nella serata di domenica 24 novembre, dove sul muro di uno stabile di fronte alla questura, con l'insulto "uno sbirro buono" e "uno sbirro morto", la Digos ha inviato alla Procura della Repubblica di Padova un'informativa di reato per vilipendio delle istituzioni. Adesso andiamo a Mestre da Ilaria Marchiori in diretta, perché è scoppiata una polemica su un corso di bengalese per bambini a scuola. A te Ilaria, con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Mestre perché è scoppiata, appunto, come anticipavi, una polemica in merito a un'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Giulio Cesare, quindi scuole elementari e scuole medie, proprio per l'attivazione, che in realtà non è ancora partita e partirà in via sperimentale, di un corso di bengalese dedicato sia ai bambini mestrini, comunque italiani, ma soprattutto
ai bambini bengalesi nati in Italia. E ora proprio Prince Aulader, portavoce della comunità bengalese qui a Mestre, ci spiegherà perché. Ma prima vi anticipo anche la polemica che si è venuta a creare, perché la Lega con l'eurodeputata Cisint ha parlato di una scelta che innesca una spirale autodistruttiva. È fondamentale, ha dichiarato, che questi bambini imparino l'italiano, le nostre tradizioni e anche la lingua locale, patrimonio storico identitario fondamentale per un territorio come Veneto e Venezia. Questa è insomma parte della sua dichiarazione, che ovviamente ha scatenato delle polemiche. Allora, Prince Aulader, innanzitutto spieghiamo in che cosa consiste veramente questo corso. Non riguarda i bambini italiani, o meglio, non prettamente i bambini italiani, ma invece soprattutto i bambini bengalesi nati in Italia. Perché? Allora, perché per il semplice motivo che quando un ragazzo nasce in Italia è giusto che si ricorda i radici, da dove viene. Molto spesso succede che tantissimi ragazzi italiani che hanno i genitori che vanno all'estero, tipo a Dubai, non riescono a ricordarsi la propria lingua, quindi quando ritornano in Italia con i zii, con i nonni, non riescono a parlare nella lingua italiana perché si dimenticano. Quindi non è un'iniziativa obbligatoria, ma è un'iniziativa che uno, se vuole, può partecipare. Quindi è una bella cosa che secondo me questa scuola ha deciso di promuovere, quello di insegnare a diverse, non è solo la lingua bengalese, anche la lingua cinese, altre lingue che possono essere insegnati fuori dal corso scolastico. Quindi è una cosa interessante, perché se un ragazzo con origini bengalesi che è cittadino italiano vuole imparare la sua lingua d'origine, di madrelingua, può imparare, non c'è niente di male. Così quando questo ragazzo, questo bambino crescerà e vorrà ritornare a vedere il suo paese d'origine, da dove provengono i suoi genitori, e vuole parlare con i zii, con i nonni, con i parenti, può parlare tranquillamente. Io penso che questa cosa sia un arricchimento, non una specie di non integrazione, assolutamente no. Se una persona vuole imparare delle lingue in più, che può essere anche il cinese, può essere il bengalese, può essere il francese, il spagnolo, ben venga. Più siamo acculturati meglio è. Se qualcuno vuole promuovere la cultura veneta, la lingua veneta, ben venga. Io sono assolutamente pro a imparare cose in più. Poi se un ragazzino o i genitori sono interessati, lo fanno. Se non sono interessati, non lo fanno. Non è che ci sia un obbligo, assolutamente. Ecco, Vlad, spieghiamo che l'iniziativa è stata attuata in questa scuola comunque in fase sperimentale, perché c'è un'alta percentuale, un'alta presenza di bambini e ragazzini bengalesi che comunque sono integrati, perché essendo nati in Italia loro l'italiano lo sanno e conoscono anche insomma la cultura italiana. Assolutamente sì, visto che questi ragazzi nascono in Italia, vivono questa città, quindi lo sanno benissimo l'italiano e frequentano la scuola, quindi imparano tutta la storia, tutta la cultura italiana, quindi questo è la base. Poi se vogliono imparare qualcosa in più lo fanno. Come diceva Ilaria, ci sono tantissime persone di tante nazionalità in queste scuole, perché Venezia, ricordiamo, sta diventando una città multietnica, quindi ci sono persone di diverse culture, e quindi se c'è un arricchimento ben venga. Quindi se c'è dei corsi anche dello sport, se ci sono dei sport diversi oltre al calcio, al basket, ben venga, che imparino, che si istruiscono e che imparino delle cose belle. Ecco, lei come commenta, prima di restituire la linea, quello che ha dichiarato l'eurodeputata leghista, definendo questo una spirale autodistruttiva? Tra l'altro sappiamo che le polemiche tra di voi non sono neanche nuove. Io penso che sia una follia quello che ha detto, perché assolutamente non è una cosa autodistruttiva, anzi è una cosa di arricchimento, che è ben diverso. Se una persona impara delle cose in più oltre a quello che si insegna, è una cosa bella, e secondo me si deve promuovere questa cosa qua. Grazie a Prince Aulader, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto. Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio. Adesso andiamo in diretta a Treviso da Cristian Arboit e Simone Merlo, perché facciamo il punto sul processo a Franco Battaglia, accusato e arrestato per aver ucciso Anica Panfile. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo, che sta curando la parte tecnica. Sono appena uscito dall'aula dove sono in corso delle audizioni, delle dichiarazioni molto forti su questo caso che ha sconvolto la Marca trevigiana e non solo. Parliamo dell'omicidio di Anica Panfile, trovata morta
sulla Piave Lovadina di Spresiano, nelle vicinanze del canale della Vittoria, il 21 maggio del 2023. La donna era scomparsa il 18 maggio, il giovedì precedente. Proprio su questo giorno, sul giovedì precedente al ritrovamento, si stanno focalizzando le domande di avvocati e pubblico ministero. In particolare in questi minuti sta parlando il compagno, l'ex compagno, l'ultimo compagno di Anica Panfile, Luigino De Biase, che sta dando dei particolari anche inediti. Ti posso dire, proprio a titolo di aggiornamento dell'ultima ora, che sta emergendo una pista, la pista albanese, nel senso che a quanto pare Anica era minacciata pesantemente da un gruppo non ben precisato di albanesi. Nel corso della mattinata sono stati confermati anche altri particolari, ovvero che la donna per un lungo periodo della sua vita si è prostituita, che faceva uso di cocaina e che soprattutto faceva uso di cocaina durante gli incontri con Battaglia. Quando tornava a casa dal lavoro, dalle pulizie in casa di Battaglia, era sempre molto alterata, soprattutto nell'ultimo periodo, così ha detto il compagno che con lei conviveva qui a Treviso e con cui appunto stava crescendo 4 figli. Una vita difficile quella di Anica, sospesa appunto tra la prostituzione e queste non ben precisate minacce. Forse ne sapremo di più nelle prossime ore, ed è emerso anche un altro particolare attraverso le memorie difensive che sono state depositate dall'avvocato Fabio Crea. La donna nel corso del 2022 avrebbe inviato più messaggi dove rappresentava la volontà di suicidarsi, dove rappresentava la volontà di farla finita. Non un elemento di poco conto se considerate il fatto che all'inizio l'episodio venne in qualche modo proprio definito come un gesto estremo, un suicidio. Soltanto dopo l'autopsia emerse il possibile coinvolgimento di terzi. Quindi vedete come nonostante l'accusa nei confronti di Battaglia, che resta in carcere e che ora è presente in aula, nonostante questa accusa sia molto chiara, restano tanti punti interrogativi sulla vita di Anica. Anica che non solo era minacciata anche dall'ex marito, minacciata anche con una certa violenza dall'ex marito. Sarebbe stato proprio lui a costringerla a prostituirsi. Quindi una vita difficile quella di Anica Panfile, morta all'età di soli 31 anni. In questo momento sta parlando ancora Luigino De Biase, quindi diciamo le novità di giornata sono principalmente 2. Sta emergendo questa pista albanese e ci sarebbero stati diversi messaggi mandati al compagno e non solo, dove la donna esprimeva la volontà di suicidarsi, forse perché minacciata pesantemente da qualcuno. Con questi interrogativi per il momento, direttore, ci lasciamo e con Simone Merlo ti restituisco la linea del Tribunale di Treviso. Grazie molte Cristian. Adesso occupiamoci delle aggressioni all'ospedale San Bortolo, di personale ospedaliero, infermieri, dottori, medici, aggressioni che registriamo spesso. Ce n'è stata un'altra, si tratta di un'infermiera aggredita, ci dice tutto Daniele Garbin. Ospedale San Bortolo di Vicenza, siamo qui per l'ennesima aggressione purtroppo segnalata ieri ai danni di un'infermiera. Con me Giacomo Canova. Buongiorno a tutti. Il presidente dell'ordine degli infermieri di Vicenza con noi proprio perché è l'ennesimo episodio di una serie infinita di aggressioni. Siamo qui perché questa infermiera proprio ieri mattina verso le 9:15 è stata aggredita da un paziente alla termine di una visita, un paziente diciamo subito con problemi psichiatrici che è apparentemente inoffensivo,
aggressivo, invece poi si è trasformata da quella che sembrava una visita in un'aggressione. Ecco, sappiamo che l'ha già sentita. Come sta la collega? La collega l'ho sentita nell'immediatezza ieri, appena avuto notizia dei fatti. La collega chiaramente è scossa, è amareggiata per quello che è successo, ma allo stesso tempo è anche determinata, una volta ripresa, a riprendere servizio e a garantire quindi tutto quello che facciamo noi infermieri quotidianamente, a garantire il diritto alla salute, diritto sancito dalla Costituzione. Ecco, ferite sono più psicologiche? Ha subito sicuramente un colpo di natura traumatica, ecco, diciamo così, allo stesso tempo ha subito anche un colpo di natura psicologica, perché ripeto, noi infermieri nel momento in cui andiamo in reparto ad assistere i nostri pazienti lo facciamo non aspettandoci chiaramente episodi di violenza nei nostri confronti. Ecco, questo episodio è anche l'occasione perché a Vicenza c'è una novità oltretutto, perché è stata una novità, un giro di vita, insomma la legge prevede più severità nel caso di queste aggressioni e quindi anche una novità a livello nazionale. Di cosa si tratta? Esattamente, qui a Vicenza è la prima volta che viene applicata la nuova legge che è stata approvata lo scorso ottobre, che prevede l'arresto di chi agisce con violenza nei confronti del personale sanitario, in questo caso insomma in flagranza di reato. La legge prevede anche in flagranza di ferita. Cosa significa? Che anche a distanza di tempo le forze dell'ordine possono agire nei confronti di questi criminali che mettono le mani addosso agli operatori sanitari. Ecco, oggi ovviamente, anche se il giorno dopo dei fatti, comunque la polemica continua, perché sul fatto che continuano a accadere questi fatti che insomma creano grossi problemi non solo al personale ma proprio anche ai cittadini che frequentano questi ambienti. La presenza anche recente della polizia, della vigilanza privata sembra non bastare. Questi garantiscono una sorveglianza H24, nel caso invece come questo non c'è la polizia di Stato che fornisce il servizio solo una parte della giornate feriali e nei fine settimana manca, e su questo c'è una pressione anche dagli stessi professionisti ma non solo dalle forze politiche affinché che cosa? Sì, sono stanco di dover fare interviste perché aggrediscono dei miei iscritti, dei miei colleghi, non solo a Vicenza ma in tutto il territorio. Quello che chiediamo a gran voce è di poter operare in condizioni di sicurezza. Operare in condizioni di sicurezza significa garantire cure sicure e di alta qualità. C'è una proposta, so che c'è un'interlocuzione e so che c'è a gran voce una richiesta di un posto di polizia aperto H24, anche perché la nostra collega non solo è stata aggredita, non solo ha subito dei danni fisici, ma si è dovuta recare di persona in questura, quindi allontanarsi dal luogo di lavoro per poter sporgere denuncia e per procedere con tutte quelle che sono le azioni successive a questo episodio. Quindi ciò che chiediamo a gran voce è una tutela ed è quello di poter lavorare in sicurezza. Penso che sia la base. Grazie molte a Daniele Garbin dal San Bortolo di Vicenza. Intanto i carabinieri di Silea hanno concluso un'attività di indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà per rapina in concorso di 3 giovani, rispettivamente di 17, 16 e 15 anni, tutti residenti nella provincia di Treviso e con precedenti. L'indagine è avviata a seguito della rapina perpetrata il 10 gennaio scorso in Corso del Popolo a Treviso ai danni di un minore di origine brasiliana al quale era stato sottratto il telefono cellulare. Ha consentito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza nei confronti dei 3 indagati, i quali avrebbero agito in concorso tra loro minacciando il coetaneo che stava attendendo l'arrivo dell'autobus dopo essere uscito da scuola, tra l'altro travisati con passamontagna. Durante le attività investigative i carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti dei soggetti coinvolti, rinvenendo gli indumenti utilizzati durante la consumazione del reato. L'identificazione inoltre è stata resa possibile dalla vittima che ha riconosciuto i responsabili. Nessuna impronta è stata lasciata dall'autore delle minacce all'avvocato Giovanni Caruso, il legale difensore di Filippo Turetta. Aveva ricevuto una busta con 3 proiettili all'indomani della condanna all'ergastolo del suo assistito che nel novembre del 2023 aveva
ucciso Giulia Cecchettin. Le analisi della polizia scientifica sulla busta e sui proiettili non hanno rilevato tracce se non quelle di Caruso e dei collaboratori che avevano ricevuto la missiva il 4 dicembre. L'indagine però va avanti con l'analisi delle immagini delle telecamere vicino allo studio del legale a Padova e per ricostruire il percorso della lettera affrancata e passata dal centro meccanografico padovano. Come vi dicevo prima, un brutto episodio di razzismo è successo a Padova durante una partita di calcio del campionato Juniores. Insultato durante la partita per il colore della sua pelle, l'ennesimo episodio di razzismo in campo è avvenuto sabato pomeriggio durante una partita del campionato provinciale Juniores di calcio. Come riferisce la stampa locale, un giocatore del Real Padova avrebbe chiesto di uscire dal campo dopo aver ricevuto dalla panchina della squadra avversaria un insulto razzista. Il ragazzo veniva chiamato scimmia, epiteto però non sentito dall'arbitro. Tuttavia in serata sul sito Tuttosport, utilizzato per caricare i risultati delle partite, un sostenitore della squadra avversaria, il San Giorgio in Bosco, ha scritto un commento xenofobo. Al Real Padova giocano più scimmie che persone, in campo sembrava di stare in una giungla. A quel punto il Real Padova ha deciso di sporgere denuncia. Sanzioni sempre più gravi per chi maltratta gli animali, ma pare che non servano più di tanto, almeno stando a dei fatti come quello che è accaduto. Riguarda un 51enne marocchino che stava picchiando il suo cane e l'uomo ha anche insultato e sputato verso gli agenti che lo hanno denunciato. Stava picchiando il suo cane tanto da far partire una segnalazione alla questura. Gli uomini delle volanti in zona stazione a Padova hanno notato un uomo, un 51enne di origini marocchine, corrispondente a quello descritto, che picchiava il suo cane con il guinzaglio. I poliziotti sono dunque intervenuti per porre fine alla violenza, ma il 51enne, apparso fin da subito in evidente stato di alterazione da droga o alcol, ha iniziato a inveire contro gli operatori, assumendo atteggiamenti ostili e molesti, sputando nei loro confronti e pronunciando frasi offensive. L'uomo, portato in questura, ha continuato a inveire e sputare contro gli agenti. Al termine degli accertamenti svolti, il 51enne è stato denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamento di animali, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Dal riscontro effettuato sul microchip impiantato nel cane, oggetto dei maltrattamenti, è risultato che era di proprietà di una 25enne residente a Mestrino, che è stata contattata per l'affidamento dell'animale. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha inoltre attivato l'ufficio immigrazione per avviare immediatamente il procedimento di revoca del permesso di soggiorno al 51enne. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova, oggi in regia Renato Capoia e Andrea Basso. Risse, aggressioni, furti, rapine, manca la percezione della sicurezza fra i cittadini, altro che percezione, ma soprattutto manca l'organico fra le forze dell'ordine. Il SAP, il sindacato di polizia, dice ci serve personale da mettere in strada. I numeri parlano chiaro, manca personale fra le forze dell'ordine, servono più auto sulle strade, la percezione della sicurezza fra i cittadini è diminuita. Furti, risse, aggressioni e rapine stanno mettendo a dura prova la popolazione, esasperata soprattutto dalle continue incursioni nelle case. La denuncia del SAP, mancano i numeri, c'è bisogno di più uomini sulle strade. A oggi un poliziotto, per la carenza di personale che abbiamo, perché le risorse dello Stato sono quelle che sono, le assunzioni, ripeto, le facciamo, ogni 6 mesi c'è un corso, ex militari che fanno 3 anni di servizio, poi entrano in polizia, fanno un corso di 6 mesi, 4 li faranno a destinazione per essere poi assunti, e quindi facciamo, però i numeri mancano. Oggi un poliziotto fa 3 cose contemporaneamente. Una trentina di persone andranno in pensione alla fine di quest'anno. Solo questo mese 2 poliziotti hanno lasciato il corpo per raggiunto limite di età, una carenza dell'organico che si fa sempre più sentire. Il commissario di Cornegliano, che è nato per ampliare, parlo per la polizia, ma comunque le forze dell'ordine sono ovunque, come i carabinieri hanno le loro postazioni, riduce il personale e garantire sempre una volante sul territorio
diventa impegnativo. Un incremento di personale a dicembre c'è stato, ma non basta. Fatto, spiega Paolo Casagrande, segretario provinciale del SAP. In 15 anni abbiamo perso 50 persone, abbiamo perso 5 volanti sul territorio, 15 anni saranno tanti, 15 anni fa forse si stava meglio, c'era meno insicurezza forse, adesso ce n'è di più, sono nate le problematiche degli adolescenti, i furti non sono calati, calano poco forse, però la gente deve venire a segnalarci, le attività noi le facciamo, le indagini hanno i loro tempi. Una situazione che riguarda tutte le forze dell'ordine, dalla Polizia di Stato alla locale, ai Carabinieri, fino ai Vigili del Fuoco. Ovvio che chi tutela la legge è l'amministrazione pubblica, lo Stato. Lo Stato deve fare quel step in più per dire in tutta Italia io devo mandare a ogni provincia 100-200 persone in più. Devo assumere 10-20.000 persone. A Treviso ci sono quadranti della città che vanno monitorati maggiormente rispetto ad altri. Se poi verranno decise le zone rosse, servirà potenziare l'organico delle forze dell'ordine. Diversamente sarà difficile attuare un piano come questo. Servizio di Daniela Sizzia. Adesso parliamo di giovani ed alcol, perché ristoratori, baristi lamentano un calo del consumo di alcol dopo il giro di vite del nuovo codice della strada, però nel mondo della movida e dello spettacolo i pareri sono diversi. Sentiamo cosa dice Giannino Venerandi, che dice in fondo è servito a poco perché i ragazzi portano, non tutti i ragazzi, alcuni portano alcol, bottiglie di alcol, di vino e di liquori e poi li consumano nel parcheggio davanti alle discoteche. Vediamo. Fanno scorte nelle macchine e soprattutto i più giovani chiaramente, perché è più una moda questa, che poi vanno a consumare spesso nei pressi dei nostri locali, perché da noi comunque acquistare una bibita costa. Gli alcolici li portano direttamente loro per berli un po' prima di entrare in discoteca, un po' una volta usciti. Un fenomeno divenuto talmente diffuso da convincere la famiglia Venerandi a spostare un agente della sicurezza direttamente in parcheggio. Personale di sicurezza che verifica che i ragazzi non facciano questo uso. Insomma, chiaramente è difficile perché gli spazi all'esterno dei nostri parcheggi sono pubblici e non possiamo più di tanto intervenire. Comunque assieme alle forze dell'ordine abbiamo un ultimo controllo che facciamo chiamando anche l'intervento quando è necessario. Gli effetti del nuovo codice della strada per ora non si vedono nelle discoteche e nelle sale da ballo, orfane, come afferma l'imprenditore della movida della Marca, del divertimento della domenica pomeriggio. Un appuntamento fino ad una decina di anni fa immancabile, oggi soppiantato da altre forme di divertimento, dalle sfide in piazza tra centinaia di giovani chiamati a raccolta dai social network alle feste abusive dove ogni limite è facilmente aggirato. Hanno magari altri interessi, altre mode da seguire. Da noi vengono magari in certe occasioni, che può essere un evento per i giovani, giovanissimi, la studentesca o cose del genere, ma la domenica pomeriggio di un tempo purtroppo, ahimè, è sparita. Un altro fronte che sta mettendo a dura prova locali e discoteche è l'avvento della trap, musica che ha spopolato sui social, accessibile proprio dal web ai più giovani. Chiaramente noi siamo un po' succubi anche delle richieste dei ragazzi che vogliono quelli, non vogliono nessun altro, quindi siamo costretti a fare anche forzatamente delle volte degli eventi con questi nomi. Io ne ho fatto uno di recente con Tony F. Precursori delle campagne shock sulla sicurezza stradale del bere consapevole. La prima auto incidentata apparve fuori dall'Odissea. Era il 2019 a benedire l'iniziativa il governatore del Veneto Luca Zaia, che proprio in quel luogo aveva lavorato come PR. È un problema sociale che non possiamo debellare noi, però noi facciamo la nostra parte. Una brutta storia a San Giorgio in Bosco, dove ci riferisce in diretta Valentina Vesentino. Un uomo aveva picchiato, minacciato, legato a una sedia la sua ex, la quale è riuscita a fuggire. Quando l'uomo è tornato a casa è stato arrestato. A te, Valentina.
Sì, buongiorno direttore. Fortunatamente c'erano altre persone all'interno dell'agriturismo che hanno potuto aiutare e mettere in salvo l'ennesima vittima di violenza contro le donne. Si tratta di una 38enne di Vigonza che è stata sequestrata dal suo ex fidanzato, è stata attirata in questo agriturismo che vedete alle mie spalle di San Giorgio in Bosco, dove l'uomo aveva preso in affitto una stanza per qualche giorno. Quando lei è arrivata qui, l'uomo l'ha sequestrata, legata polsi e caviglie con delle cavigliere da palestra, l'ha minacciata di morte con un coltello e l'ha anche ripetutamente picchiata. Ben visibili i segni delle percosse quando la giovane, approfittando della momentanea assenza del 39enne, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto agli altri ospiti di questa struttura ricettiva che si trova a San Giorgio in Bosco e è riuscita a dare l'allarme. Sono arrivati i carabinieri e a quel punto la ragazza, la 38enne, è stata portata in ospedale mentre i carabinieri hanno atteso il ritorno del 39enne, che quando ha aperto la porta si è trovato davanti i militari che lo hanno arrestato, ed ora al vaglio ovviamente delle forze dell'ordine c'è insomma tutta un'indagine per capire se anche in passato l'uomo sia stato responsabile di violenza contro le donne, ma ricostruiamo quanto è accaduto nel nostro servizio. Non si rassegnava alla fine della storia e così ha sequestrato, picchiato e minacciato di morte la sua ex fidanzata. Fortunatamente la donna, una 38enne di Vigonza, approfittando della momentanea assenza del suo aguzzino, è riuscita a liberarsi e a lanciare l'allarme. L'ennesimo episodio di violenza di genere è avvenuto a San Giorgio in Bosco, in un mini appartamento di un agriturismo nelle campagne. In manette un 39enne di Piave di Sacco, già noto alle forze dell'ordine. È stato arrestato per atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate a danno dell'ex fidanzata. La donna è stata tirata con una scusa nell'agriturismo dell'Alta Padovana, dove il 39enne alloggiava da una quindicina di giorni. L'uomo l'ha minacciata con un coltello da cucina, legata ai polsi e piedi con una cavigliera da palestra, e poi si è allontanato chiudendo la chiave in una stanza e portandole via il cellulare. La vittima però è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto, allertando i clienti dell'agriturismo che hanno chiamato i carabinieri. La 38enne è stata anche picchiata dall'uomo. I carabinieri, quando l'hanno trovata tremante e sotto shock, hanno notato i segni delle percosse. La 38enne è stata portata in ospedale a Cittadella, mentre i militari hanno atteso il rientro del 39enne e lo hanno arrestato. E purtroppo è l'ennesimo caso di violenza contro le donne, un crescendo di denunce, tanti gli interventi che ci sono stati negli ultimi mesi. Il report lo ha fatto il questore di Padova, questi gli ultimi numeri che arrivano proprio dalla questura. Dall'inizio dell'anno il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto 24 provvedimenti contro la violenza di genere nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose. Si tratta di misure personali di prevenzione, dopo che erano già stati emessi 8 ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori, 5 DASPO Willy con divieto di accesso ai pubblici esercizi, 10 fogli di via obbligatori e un avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Nello specifico, un provvedimento di ammonimento per violenza domestica è stato emesso nei confronti di un 35enne residente nel Padovano, il quale, non rassegnandosi alla fine della relazione con la compagna, aveva iniziato ad avere nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi con offese, minacce e ingiurie, sia verbali che attraverso numerosi messaggi WhatsApp, seguendola con appostamenti e pedinamenti sul posto di lavoro, arrivando a importunare anche i familiari e i colleghi. Un provvedimento analogo è stato adottato nei confronti di un 56enne residente all'Arcella, che aveva comportamenti violenti nei confronti della moglie, con spinte e insulti in presenza dei figli minori. Altri 6 provvedimenti di ammonimento per stalking sono stati inoltre adottati nei confronti di altrettanti uomini sulla base delle segnalazioni ricevute dalle vittime. In particolare, in 3 casi, gli uomini avevano conosciuto le loro vittime sui social e si erano rivelati nel tempo talmente possessivi da hackerare e installare di nascosto sullo smartphone delle compagne una app per localizzarle e accedere ai loro dati sensibili e personali.
Un 48enne padovano è stato ammonito perché una volta finito il rapporto ha iniziato con insulti e gravi minacce di morte alla donna, tra cui quella di gettarla nell'acido. Riguardo infine all'episodio che ha portato all'arresto di un 43enne e di un cittadino moldavo che a Selvazzano dentro avevano aggredito il titolare cinese di un bar, ora ricoverato in gravissime condizioni, il questore ha adottato nei loro confronti il cosiddetto Daspo Willy, vietando l'accesso agli esercizi pubblici dell'intera provincia per la durata di 3 anni e il foglio di via obbligatorio da Selvazzano per 4 anni. Questi numeri lo avete sentito e fortunatamente questa vicenda che si è risolta nel migliore nei modi in pena in tempo e la 38enne che è stata salvata dall'intervento dei carabinieri. Da San Giorgio in Bosco è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini, a Cristian Rocche e a Allende per la parte tecnica. E noi tutti i giorni diciamo i carabinieri fanno il possibile, la polizia fa il possibile e davvero si fanno in 4 come si usa dire per difendere l'incolumità dei cittadini. Poi ci sono dei buontemponi, ce n'è stato uno a Bassano del Grappa che è entrato in un negozio e ha detto sì ho litigato con mia moglie e poi l'ho uccisa. Allora ovviamente la commessa si è spaventata e ha chiamato i carabinieri. Era un falso allarme e i carabinieri che potevano andare magari sul luogo di una rapina sono stati dirottati per via di uno scherzo là dove non era successo nulla. Sentiamo i particolari. Va in un negozio e racconta di aver appena ucciso la moglie. La commessa si spaventa e chiama i carabinieri che accorrono sul posto. Poi si scopre che era solo uno scherzo di pessimo gusto. Ma per un uomo di Bassano del Grappa è scattata una denuncia a piede libero per procurato allarme. La vicenda è andata in scena qualche giorno fa in un negozio del centro storico dove un cliente si è presentato alla commessa raccontando di avere quasi perso la voce in un furioso litigio con la compagna. Litigio finito con l'uccisione della moglie. La dipendente del negozio si è spaventata moltissimo e ha subito chiamato il 112, quindi una pattuglia della radiomobile bassanese è accorsa sul posto, trovando l'uomo ancora nell'esercizio commerciale. Il 43enne è stato preso in consegna e ha subito chiarito che si trattava di uno scherzo. L'avrebbe detto anche alla commessa, concludendo la sua confidenza con la frase «sto scherzando», che però non ha convinto affatto la donna. In ogni caso, i militari hanno dato il via alle verifiche del caso assieme al personale della sezione operativa, scoprendo che le dichiarazioni erano del tutto false. Insomma, solo un brutto scherzo, peccato che sul tema della violenza delle donne non ci sia niente da ridere. Servizio di Ferdinando Garavello, ci spostiamo a Tezze sul Brenta in diretta con Vanessa Banzato e Federico Cibotto perché è stato prorogato il termine per chiedere i risarcimenti dai danni della grandinata. Andiamo subito, a te Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, hai anticipato bene tu la questione che riguarda proprio questo risarcimento danni dalla grandinata tremenda che ha messo in ginocchio il comune di Tezze sul Brenta. Inizialmente la scadenza era stata fissata al 22 gennaio 2025, quindi tra 2 giorni, e mi trovo con il sindaco Luigi Pellanda che invece ci dà un'importante novità, sindaco, perché è stata prorogata questa data. Sì, abbiamo chiesto ed ottenuto altri 20 giorni di tempo, quindi le domande possono essere presentate fino al giorno 12 di febbraio. Era un'opportunità che c'era data dall'ordinanza ministeriale della protezione civile e abbiamo inteso usufruire perché stiamo ricevendo diverse domande e anche delle difficoltà che non erano state previste nel compilare queste istanze, quindi abbiamo chiesto questa ulteriore proroga, quindi il 12 di febbraio è il termine ultimo per la presentazione delle domande di risarcimento. Sindaco, vogliamo ricordare che davvero quella grandinata, quella terribile grandinata ha messo in ginocchio l'intero comune. Sì, certo, è stata veramente grave, ci sono state tantissime abitazioni che sono interessate, circa 1500 ricordo, e anche tante attività produttive, quindi questo è un primo risarcimento che speriamo arrivi in tempi brevi. Intanto facciamo tutte
tutte le carte per poter ottenere il risultato. Ecco, un primo bilancio che si era fatto di danni che si aggirava su diversi milioni di euro. Sì, diversi milioni, certo, in questo caso però le domande devono essere presentate per coloro che non hanno ottenuto il risarcimento da parte delle assicurazioni o che hanno ottenuto un risarcimento parziale, per cui sicuramente saranno meno di quelle 600 e più domande che erano pervenute nella fase iniziale di ricognizione dei danni. Ecco, giusto vogliamo ricordare proprio alle persone, ai cittadini, come fare per poter fare questa richiesta, anche se ormai dovrebbero saperlo tutti quanti. Sì, allora possono fare la richiesta solo quelli che avevano presentato entro dicembre del 2023 la prima ricognizione dei danni e questi la possono presentare entro appunto il 12 di febbraio sia per le attività economiche sia per quanto riguarda le abitazioni private. È chiaro che devono indicare tutta una serie di dati, se li avevano già inseriti nel dicembre del 2023 noi andiamo a recuperarli e quindi ce lo possono dire, comunque gli uffici sono sempre a disposizione per chiarire i dubbi che durante la compilazione possono avere i nostri cittadini. Ecco direttore, io approfitterei, visto che siamo proprio a Tezio sul Brenta, per toccare anche un'altra questione che non ha nulla a che vedere con le richieste di risarcimento danni a seguito delle grandinate, ma riguarda la sicurezza del comune. Perché? Perché proprio questa sera dalla biblioteca di Tezio sul Brenta parte tutto quel discorso legato ai controlli di vicinato, Sindaco. Il Consiglio Comunale nel novembre scorso all'unanimità ha deciso di istituire il controllo di vicinato. Ecco, io ho predisposto una richiesta che ho già inviato al prefetto perché c'è una procedura per poterlo istituire e questa sera ho organizzato un incontro con tutta la popolazione e tenuto dal nostro comando di polizia locale per informare la cittadinanza, per far capire loro quali sono gli adempimenti, quali sono i limiti, quali sono i contenuti, per capire se ci sono dei volontari disposti ad attivare questo servizio, per capire se istituirlo all'interno di tutto il territorio comunale o in parti più sensibili del territorio comunale, insomma un primo passo per poter arrivare alla conclusione di questa istituzione. Anche perché è stato fondamentale, visto anche che pure il territorio di Tezio sul Brenta è stato particolarmente preso di mira dai ladri, specialmente nei mesi tra novembre e dicembre. Sì, è stato tartassato parecchio, insomma, in questi 3 mesi che lei appunto diceva, e si sente proprio la necessità di istituire questo controllo di vicinato. Ci attiviamo, vediamo se riusciamo a farlo, non tanto solo per i ladri ma anche perché insomma atti di vandalismo ce ne sono stati anche recentemente, e continuano ad esserci, insomma, ecco, magari non sono ladri ma sono delle bande di piccoli teppisti, come dico io, o grandi teppisti che non hanno niente di meglio da fare che andare a danneggiare il patrimonio pubblico, tanto loro dicono è di nessuno ma io dico invece è di tutti. Ecco, quindi sarà un modo davvero per riuscire a coinvolgere l'intero paese in un lavoro di tutela della comunità. Sì, esattamente questo è l'obiettivo. Ovviamente non ci si può sostituire alle forze dell'ordine perché quelle sono gli organismi ufficiali, ma questo vediamo se insomma dà dei risultati. Insomma, vedremo poi, renderemo conto anche attraverso i nostri servizi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando verrà attivato questo servizio, come funziona, come appunto che risultati riesce a ottenere, affiancando proprio i cittadini a tutto importantissimo lavoro che è portato avanti dalle forze dell'ordine anche nei nostri paesi. Da Tezio sul Brenta, direttore, tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte, grazie a Vanessa Vanzatto e a Federico Cibotto per la parte tecnica e passiamo alla politica. Oggi c'è attesa per la sentenza della Corte Costituzionale che dovrebbe dare il semaforo verde al referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Pare che la sentenza possa essere emessa intorno alle 16 di questo pomeriggio, ma la Corte la consulta a tempo in realtà fino al 10 febbraio. Vedremo se uscirà la sentenza a favore
o contro il referendum abrogativo. E intanto però c'è il dibattito sul terzo mandato. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Mi auguro che si possa trovare una sintesi, perché c'è stata una proposta di un partito di maggioranza che è la Lega, che gli altri che non si possono liquidare, non siamo d'accordo, arrivederci, grazie. Bisogna discuterne, perché altrimenti su ogni tema potrebbe essere così. L'abbraccio in diretta dalla regina delle Dolomiti tra l'europarlamentare Elena Donazzana e il sindaco di Treviso Mario Conte, due nomi tra i più quotati in lizza per le regionali, alleati ed avversari. In contemporanea, a poche centinaia di chilometri di distanza da Trieste, è Massimiliano Fedriga, il governatore, a parlare di terzo mandato. La Lega non può essere liquidata con un ciao e arrivederci, chiarisce, e con la pacatezza che gli appartiene da sempre mette sul tavolo della coalizione la questione piemontese. Su ogni tema dove non c'è unanimità sarebbe un blocco, così penso che non si possa ragionare in maggioranza, oltretutto considerando il fatto che alcuni partiti che oggi si esprimono contro il terzo mandato un anno e 2 mesi fa hanno fatto votare a tutte le forze di centrodestra il terzo mandato per un loro governatore. Sto parlando prettamente del Piemonte. È un po' particolare, no? Che oggi si dica è una vergogna la concentrazione di potere, basta 2 mandati, e poi un governatore di quella stessa forza politica vota il terzo mandato allegramente con tutte le forze politiche di centrodestra che lo votano. Il limite serve, aveva detto Forza Italia non meno di 2 giorni fa, parlando di terzo mandato, aprendo l'ennesimo fronte. Tra alleati serve coerenza, suggerisce Fedriga. Dietro alla guerra sul terzo mandato, persa a Venezia, in ballo a Trieste, si gioca la partita dei rapporti di forza tra i 2 partner di coalizione. Perché se per Fratelli d'Italia è comprensibile che un partito, avvicinandosi le elezioni, avanzi delle richieste, è altrettanto chiaro che la Lega porti in dote anni di buon governo. La capacità di un amministratore del territorio che viene votato dai cittadini e viene scelto dai cittadini, io penso che non possa essere fermata a prescindere da una norma. Deve essere fermato nel caso dei cittadini, non un libero voto, perché evidentemente non considerano corretto il suo modo di governare. Servizio di Anna De Roberto. Intanto si è riunita la coalizione del centro-sinistra in Veneto in vista delle regionali. Avanti nella costruzione dell'alternativa alla destra indecorosa, dicono dal Partito Democratico. In primavera le primarie delle idee per coinvolgere i cittadini nella stesura del programma. Intanto fioccano già i nomi del centrodestra e del centro-sinistra con i candidati alle elezioni. Abbiamo lavorato ad un programma comune, ad una visione del Veneto. Il nostro obiettivo è essere alternativi al centrodestra, che peraltro nel corso di questi mesi, di queste settimane, sta dando uno spettacolo abbastanza indecente. Di telenovela parlano i Dem sui tira e molla di Zaia, arroganti, accusano le pretese dei partiti di destra sul Veneto. Si mostra invece compatto e deciso a correre unito il centro-sinistra, forte anche della spaccatura interna alla maggioranza. Si accelerano i tempi per mettere le basi dell'alleanza, preparandosi a presentare il nome di chi sfiderà il centrodestra alle prossime regionali, con l'incontro congiunto di Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, Più Europa, Volt, Partito Socialista e Movimento Socialista Liberale. Di grande passo avanti parla il senatore e segretario Dem Veneto, Andrea Martella. Stiamo definendo la nostra alleanza, il nostro programma, e questa nostra non è una corsa ai nomi, come avviene dall'altra parte, che pare essere l'unica cosa importante. La nostra è una capacità di stare assieme e di proporci al Veneto come alternativa, con questo ampio schieramento di forze politiche e civiche che innanzitutto si ritrova intorno ad una visione, a un programma comune, e che vuole sfidare il centrodestra per il governo della nostra regione. Primarie delle idee, così si chiama lo strumento di partecipazione popolare su cui il centro-sinistra sta lavorando. Una chiamata popolare nel weekend dal 21 al 23 marzo per scrivere il programma della coalizione con l'apporto dei cittadini. Un segnale forte di aggregazione per contrastare anche l'astensionismo, dichiarano i Dem, che rincarano la dose. Il contrario esatto, dicono, dello spettacolo poco decoroso cui ogni giorno dà vita al centrodestra. Siamo già entrati nel post-Zaia e ci siamo entrati con uno scontro rilevantissimo dal centrodestra. E io penso che i cittadini se ne siano anche stancati.
2 giornate fantastiche a Cortina d'Ampezzo col sole e le piste ben innevate per i mondiali femminili di sci, con le vittorie della Brignone e della Goggia, e ieri hanno colto l'occasione Giovanni Malagò del CONI, il presidente Luca Zaia e anche l'amministratore delegato della Simico Fabio Massimo Saldini di andare a fare il punto sui lavori della pista da bob. Ci troviamo nel cantiere dello Sliding Center, quindi della pista comunemente detta di bob, ma è la pista bob Scheletro Slittino, quella che era la pista Eugenio Monti, che è stata smantellata, perché ricordiamo qui c'era una pista, e oggi siamo già in presenza della nuova pista che tra qualche mese sarà anche testata direttamente dagli sportivi. Il presidente del Veneto Luca Zaia in sopralluogo al cantiere della tanto dibattuta pista da bob in costruzione a Cortina, che sarà pronta, garantisce il governatore, per l'appuntamento con i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Insieme a Zaia, l'Olympic Games Executive Director Christophe Duby, il presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, l'amministratore delegato della società Infrastrutture, la Simico Fabio Saldini, e i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà la pista più iconica del mondo, non c'è uno sportivo nel mondo che faccia bob, skeleton o slittino che non pensi di venire qui a testare questa pista, tanto è vero che si stanno già preannunciando molti eventi, e dall'altro voglio anche ricordare che è la pista progettata anche per il parabob. Quando il parabob, ovvero il bob paralimpico, diventerà disciplina delle Olimpiadi, questa è una pista che sarà in grado di accogliere anche il parabob. Una preomologazione è fissata per il 24 marzo, al lavoro nel cantiere della pista da 1650 metri di lunghezza, 180 persone. Ognuno di voi, ha detto Zaia rivolgendosi proprio alle maestranze, sta contribuendo a un sogno che si sta trasformando in realtà. Di certo questo, come le decine di altri cantieri nel comprensorio, sta ridisegnando il volto di Cortina. Cortina sostanzialmente conosce questo nuovo rinascimento. Quando mi parlavano di Cortina, dell'Olmiti, mi dicevano che c'era il problema della mancanza di appeal, che nessuno investiva più. Ecco, ho avuto questo pensiero, questa intuizione di candidare Cortina alle Olimpiadi. Il risultato sono grandi investimenti, almeno 1.800 milioni di euro di investimenti che altrimenti non avremmo potuto fare, non solo sulle opere olimpiche ma anche sulla viabilità, e dall'altro anche l'attrazione degli investimenti, visto e considerato che sotto gli occhi di tutti Cortina sta veramente vivendo un nuovo rinascimento. A Vicenza una manifestazione pro-Palestina sabato pomeriggio, il giorno prima dell'accordo tra Israele e Gaza. Sapete che sono state liberate 3 ragazze israeliane da Hamas. Una manifestazione sabato pomeriggio che si è snodata verso ovest, a poca distanza dalla Fiera dell'Oro, con il centro storico blindato. È solo uno degli slogan che sono stati scanditi dai partecipanti al corteo pro-Palestina che nel primo pomeriggio da Piazza Castello si è mosso verso Viale Verona. Erano circa 1 migliaio, appartenenti a decine di associazioni e sindacati della provincia di Vicenza. Oltre ai rappresentanti della comunità palestinese, anche il centro sociale Bocciodromo e Caracol, Rifondazione Comunista, l'Unione Sindacale di Base, l'Associazione Donne per la Palestina. Le diverse delegazioni hanno continuato a scandire slogan, sfilando verso la zona di Vicenza Ovest, dove è in corso la Fiera dell'Oro. Tanti i timori per il ripetersi degli scontri che hanno caratterizzato la manifestazione dello scorso anno. Per questo il centro storico è stato blindato, con presenza massiccia di agenti, con il controllo dal cielo dell'elicottero della Guardia di Finanza. Fortunatamente non si sono registrati disordini. Una manifestazione che si è svolta nel giorno della firma della tregua a Gaza tra Hamas e il governo israeliano, che domani prevede il rilascio dei primi ostaggi. Per questo da Vicenza si è voluto lanciare anche un messaggio di speranza. Il messaggio di speranza da Vicenza, che l'amministrazione comunale si renda conto che qua c'è una comunità palestinese che viene offesa, che sta piangendo da 15 mesi e non ha fatto nessun gesto di come ha fatto alla comunità ebraica. Noi vogliamo essere trattati alla pari, anche noi piangiamo i nostri morti, anche noi accettiamo le condoglianze dell'amministrazione, cose che non sono avvenute. Da Vicenza pure speriamo che questa tregua sia permanente e che i palestinesi adesso a Vicenza festeggiano con una festa di liberazione dalla guerra, insomma, che è un primo passo per la pace.
Khaled Al-Zer, presidente della comunità palestinese qui in Veneto, che è stato a Focus diverse volte. E abbiamo sentito ovviamente altre voci dei partecipanti al corteo, ma anche di alcuni cittadini vicentini che non erano d'accordo con una manifestazione proprio in concomitanza della Fiera dell'Oro. Abbiamo visto i palestinesi di Gaza esultare e finalmente avranno un po' di respiro, non saranno più scossi 24 ore al giorno dalle bombe. Sì, la speranza è che questo cessate il fuoco duri, ma la speranza è anche che questo cessate il fuoco si trasformi in qualcos'altro, perché è il momento di dire che il popolo palestinese, che ha pagato un durissimo prezzo, un genocidio, gli venga riconosciuto il diritto all'autodeterminazione. Il valore di oggi è, secondo me, un grande risultato dal nostro punto di vista. Siamo molto però prudenti, perché quello che è successo non si cancella con la gioia del cessate il fuoco. Primo, non ci sono certezze sul mantenimento e quindi le nostre iniziative continuano non uguali ma rafforzate. Certo, un messaggio di speranza, sicuramente il cessate il fuoco è un passo, ma come sappiamo Israele non ha intenzione di fermare la sua guerra contro i palestinesi. Israele non ha mai menzionato la Cisgiordania nel suo accordo di cessate il fuoco, quindi sì, è un passo, ma come sappiamo sono morte più di 40.000 persone, sono state sfollate più di 100.000 persone, quindi per me c'è poco da festeggiare. Che cosa pensa di queste manifestazioni? Penso che non c'è neanche cosa sia Palestina Kiev. Ecco, quello penso. La città blindata è sotto... Sì, per far perdere tempo alla gente e basta. Ecco, e tutti mandati papà. Io sapevo che avevate che i centri sociali erano chi. Dovrebbero fare anche una manifestazione pro Siria, che era l'ultimo baluardo di civiltà, eccetera, in quell'area lì. Dopo sulle coincidenze Oraf, non mi pronuncio. Hanno scelto questa occasione qui, certo. Comunque io ci sono stata fino a poco fa e che sono raffreddata, sto andando via. Ho visto comunque rispetto al passato parecchia gioventù che non credevo. Ma io penso che ne siano già state fatte tante, che l'opinione di chi è a favore o contro questa guerra sia già stata espressa più volte, per cui bloccare ancora una volta la città credo non sia opportuno. E avrà modo di parlare con il presidente Donald Trump, Giorgia Meloni, che era presente alla cerimonia di insediamento, la seconda del tycoon americano alla presidenza degli Stati Uniti, così come anche del conflitto tra Russia e Ucraina. C'è la preoccupazione di molti imprenditori per i dazi che il presidente Trump intende mettere per arginare un po' l'export italiano e di altri paesi europei. Vediamo un servizio sulla Confartigianato. Lunedì alle 12 inizierà ufficialmente il secondo mandato del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli osservatori internazionali già si chiedono quali delle misure annunciate in campagna elettorale metterà in atto per prime. A preoccupare soprattutto i dazi paventati nei mesi scorsi sui prodotti europei. Un rapporto dell'Ufficio Studi di Confartigianato evidenzia come l'Italia rischi di essere tra i paesi maggiormente colpiti dall'applicazione delle imposte. Si calcola che il calo in valore dell'export italiano potrebbe superare gli 11 miliardi, arrivando fino ad un meno 16,8% rispetto ai 66,4 miliardi dell'attuale livello delle nostre esportazioni negli Stati Uniti. Ricadute che si avrebbero anche sull'economia della marca trevigiana, in particolar modo per alcuni prodotti. Sicuramente c'è un aspetto legato all'agroalimentare di cui parlavamo prima, che sarà in maniera inevitabile colpito. Ma c'è un altro aspetto che invece porta gli artigiani trevigiani a guardare con positività al futuro e riguarda la produzione di macchinari che realizzano oggetti, produzione particolare sia dal punto di vista dell'ingegno che dell'automazione. Credo che sarà difficile che gli Stati Uniti possano privarsi di un bene
che produciamo. Per gli artigiani il 2025 sarà un anno di cambiamenti e di grandi sfide, dai possibili dazi alle tensioni internazionali e alle crisi nei mercati europei, con le aziende che saranno chiamate non solo a cercare nuovi sbocchi economici, ma anche a reinventare e diversificare la propria attività. Se io fino a ieri producevo un particolare, una bielletta, una vite, una bulloneria che serviva a un motore endotermico, è chiaro che devo cambiare non solo il settore automotive, ma guardare anche ad altre tipologie di beni costruiti. È tutto per questa prima parte, ma dopo la pubblicità riprendiamo con Igor Barbazza e Davide Stefanato, attori, produttori, protagonisti della prima sitcom prodotta e mandata in onda da Media Nord-Est, Cancellazione gratuita, e pronti a sfornarne un'altra dopo il grande successo che hanno ottenuto. A tra poco, state con noi. In diretta con Focus TG, vi dicevo, abbiamo due attori che hanno avuto un grandissimo successo con la sitcom Cancellazione gratuita. È la prima produzione proprio di una sitcom da parte di Media Nord-Est, proprio varata dal nostro editore Filippo Giannakopoulos. Igor Barbazza. Ciao, buongiorno direttore. Bentornato, e Davide Stefanato. Ciao a tutti. Grazie davvero per essere qui con noi. Adesso, in seguito a questi grandi risultati che avete ottenuto, un'altra sitcom prossimamente sulla rete di Media Nord-Est, che è Antenna 3, una buona giornata. Allora, però, prima di una buona giornata, così riepiloghiamo un po' come sono andate le cose con Cancellazione gratuita, no? Che è una storia ambientata all'interno di un bed and breakfast, di cui vedremo anche delle immagini. Sì, è la storia di questi due fratelli che ereditano questo vecchio appartamento di mamma e decidono di trasformarlo in un bed and breakfast, perché uno dei due dice: secondo me potrebbe diventare anche una fonte di guadagno. Ovviamente il bed and breakfast serve per intervallare dei personaggi che entrano quotidianamente dentro quella struttura, e lì succede di tutto di più, come la sitcom insegna. È stato un progetto molto bello, devo dire, ci ha dato grandi soddisfazioni anche in termini di ascolto, come hai detto te, e vogliamo portare avanti questo progetto. Stiamo già parlando con il nostro finanziatore, nel senso che comunque è anche un bel modo per veicolare i prodotti aziendali, no? Perché all'interno di questa sitcom noi interagiamo con alcuni prodotti. L'azienda è la Came, possiamo fare credo nomi e cognomi, insomma, visto che siamo andati in onda, e quindi stiamo cercando di lavorare per una seconda stagione. Devo dire che insomma da parte dell'azienda un'apertura c'è stata, perché i risultati ci sono anche stati, no? E per noi è motivo di grande soddisfazione e grande orgoglio, perché direttore, all'interno delle nostre produzioni spesso lavorano anche i ragazzi che studiano nella nostra accademia, e per noi è motivo di grande vanto, di grande soddisfazione, perché diamo opportunità a questi ragazzi che sono Igor e Davide quando erano piccoli e sognavano di fare questo mestiere, però le opportunità non erano assolutamente quelle di oggi, quindi noi cerchiamo di portare avanti anche questo punto che per noi è importante. Ecco, Davide Stefanato, tra l'altro nel frattempo l'abbiamo visto in tanti film, tante produzioni. L'ultima è stata trasmessa dalla RAI, se non ricordo male, è Libera, che è stata girata a Trieste, quindi hai fatto un po' la spola tra Trieste e il Veneto. Sì, ho fatto la spola tra Trieste e Treviso, è stata una bellissima esperienza. Chiaramente la mia realtà è qui, è questa, è Restera Produzioni, però è anche bello provare altri campi, testarsi anche in altri ambienti. È stato un bel set, ma soprattutto ho imparato tante cose che poi mi piace trasferire in quello che faccio qui. Io trovo veramente che sia stato un passo importante anche del nostro network, perché davvero avventurarsi su percorsi che in genere vengono così, sono abbastanza praticati nelle reti nazionali, la rete pubblica in particolare, no? La RAI, proprio rompere un po' questa breccia, fare una breccia e
e investire anche in futuro su queste produzioni, che sono tecnicamente, Igor, sono realizzabili con mezzi particolari o diciamo che sono sitcom accessibili a chi come voi. Ma guarda Luigi, noi in realtà stiamo curando molto anche l'aspetto produttivo, nel senso che siamo nati come attori, sceneggiatori, adesso stiamo anche dietro le quinte. Devo dire che questo nuovo ruolo ci sta appassionando non poco. La qualità è molto alta, nel senso che sono prodotti molto molto alti, lavoriamo anche con troupe altamente qualificate, hanno sposato il progetto, ringraziamo Yuri Storasi che è il regista, Bruno Ugioli è il direttore della fotografia, abbiamo un organizzatore generale che è Linda Collini, che tra l'altro è socia di Restera Produzioni, nonché attrice, quindi diciamo che fronte nostro stiamo lavorando tantissimo noi 4 soci, quindi Igor, Davide, Linda e Laura Feltrin. E ci sta dando appunto grandi soddisfazioni perché la qualità ci viene riconosciuta, quindi lavorando con troupe altamente qualificate il prodotto non ruba niente ai prodotti che siamo magari, come hai detto giustamente te, abituati a vedere su scala nazionale. La volontà è quella di poter sempre più creare un piccolo polo di produzione, piccolo molto umilmente per poi poter allargare ovviamente i confini, e siamo partiti da cancellazione gratuita e poi parleremo anche di una buona giornata, nel senso che noi continuiamo a produrre con la speranza che poi sempre più imprenditori si possano appassionare a questo nuovo sistema di comunicazione, non nuovo a livello nazionale ma nuovo a livello territoriale, perché la differenza è quando spesse volte ci sentiamo dire beh, ma sono venuti a girare qui a Treviso, piuttosto che, dico sì, sono produzioni romane che vengono da noi, girano 1, 2, 3 settimane e poi se ne vanno. In realtà noi vogliamo fare il percorso inverso, cioè vogliamo produrre qui con maestranze nostre, con attori nostri, e abbiamo tante teste interessanti, cioè la famosa fuga di cervelli non deve esistere, perché guarda, abbiamo veramente un sacco di talenti qui nel nostro territorio. Devo dire che questo è poi anche il tentativo della Veneto Film Commission, di cui sono presidente, con il direttore Jacopo Chessa, devo dire, ha allevato tanti giovani che poi probabilmente potranno anche andare a una costola del centro cinematografico sperimentale che è romano, ma che sarà portato all'isola di San Servolo quest'anno, si è dimesso Castellitto, ma insomma ci sarà, pare che il nuovo presidente sia Barbareschi. Insomma il tentativo è quello che dicevi tu, cioè di creare un polo cinematografico in Veneto che non abbia nulla da invidiare alla capitale. Davide, ci racconti un po' di aneddoti, che cosa succedono sempre durante le riprese, quando si gira, fatti anche che poi non si vedono, ma che insomma sono molto... Guarda, con una buona giornata noi ci siamo infilati in una situazione veramente complicata e allo stesso tempo bellissima, nel senso che abbiamo deciso di girare questa comedy, perché non è propriamente una sitcom, è una comedy on the road. Questi 2 fratelli, Zeno e Pietro, io lo chiamo Zeno perché la mia cadenza veneta viene fuori molto durante tutta la serie, Zeno, quindi senza la Z, e ereditano un vecchio pulmino, un affascinante pulmino della Volkswagen, quelli degli anni 70. Quelli degli hippies, no? Sì, esatto, esattamente quelli, meravigliosi. Fiori, esatto. E Zeno, che è interpretato da Igor Barbazza, è estremamente entusiasta di questa eredità e decide di partire, e chiaramente io mi faccio trascinare, non ci vediamo da molti anni. E cosa succede? All'interno di questo pulmino troviamo degli elementi che il nonno ha lasciato. Questi elementi fanno in qualche modo capo ad una sorta di caccia al tesoro che andremo a fare per trovare l'eredità del nonno. Non sveliamo nient'altro, sveliamo il fatto che è stata una settimana, abbiamo prodotto in una settimana 10 giorni d'estate, e quindi pioggia, sole, di notte, ma ti rivelo un piccolo aneddoto. Dai. Una delle puntate è stata girata sul lago di Santa Croce e avevamo una notturna. Questa notturna, chiaramente girata di notte, l'abbiamo fatta sulla riva del lago. Sulla riva del lago di notte ovviamente non c'è nessuno.
eravamo solo noi, io e lui, il direttore della fotografia e il regista. Cosa succede a un certo punto sulla riva del lago? Sentiamo dei rumori che non sono i nostri, che erano dei topi che avevano deciso di entrare a far parte della serie televisiva, quindi abbiamo preso con tutto e siamo scappati nel cuore della notte in mezzo al lago di Santa Croce. Quindi è una delle cose che è successa, ma ne sono successe molte altre. Succede questo ed altro quando ci sono queste produzioni italiane, estere, ma anche locali come le vostre. Che in sostanza si tratta poi è un'occasione anche per dare lustro a questa regione, no? Nel senso che voi girate e intanto io ho visto in questo teaser, ma poi in altre immagini anche proprio l'utilizzo dei droni. Tecnicamente devo dire state facendo dei lavori straordinari. C'è anche questo, l'aspetto del voler mostrare magari parti del territorio poco... Sì, assolutamente sì. Poi il prodotto, devo dire la verità, che si è evoluto molto perché era stato scritto in un modo, poi ci abbiamo lavorato, rilavorato sopra e siamo andati a vedere i posti prima ovviamente di girare, quindi abbiamo fatto da location manager, siamo andati a visitare questi posti e il clima che si era creato in quei posti, la poesia dietro a quei posti ha ispirato noi nella scrittura, no? Quindi alcune scene le abbiamo anche completamente stravolte, perché, caspita, uno scenario meraviglioso, merita un passaggio in più, eccetera. Siamo andati addirittura anche... Abbiamo avuto la fortuna, e lo sottolineo, di essere ospitati anche all'interno, proprio sopra la diga del Vajont, quindi nella terza puntata si aprirà proprio con l'immensità della diga del Vajont. Devo dire, guarda Luigi, noi abbiamo avuto la fortuna di trovare persone che hanno creduto al progetto e ci hanno aperto veramente le strade e il cuore, nel senso che abbiamo visitato dei posti che magari a volte sono anche meno battuti, se vogliamo. Siamo stati a casa delle persone, siamo stati accolti veramente... in maniera eccelsa e quindi ci sta dando grande voglia e entusiasmo di poter continuare producendo Una buona giornata 2, perché mentre Cancellazione gratuita è stata prodotta appunto da Kame, Una buona giornata è stata finanziata da me e da Davide, quindi è una produzione proprio nostra, sì, nel nostro piccolo, con le nostre risorse siamo riusciti a mettere in piedi questa produzione, quindi la soddisfazione è tripla, è quadrupla, però vogliamo già lavorare su una seconda edizione e lì speriamo che ci sia l'apertura da parte di qualche imprenditore che possa aiutarci in questo viaggio. Tornando bene la soddisfazione, però se qualcuno ci dà la mano con i soldi dobbiamo anche mangiare, schifo, sì. Cioè bella la soddisfazione, ma fin là mia figlia ha fame, va all'asilo, quelle cose. Sì. No, in realtà per arrivare poi al nocciolo della tua domanda, abbiamo abbinato posti belli inserendo sempre l'elemento comedy, quindi la gente si diverte, però rimane anche piacevolmente colpita dall'immensità dei posti che abbiamo. Ecco, sentiamo anche l'audio, Renato, perché c'è anche un audio su questo. Non siamo st'altro mona. Ma cosa c'è? Non si capisce niente. Dove dobbiamo andare? Tu vai di là e io vado qua. Sai cosa penso? Che a questa eredità ci tengo più io di te. Uno sema e st'altro mona, ma non che serve skate. Sai che ti dico? Che oggi è stata una buona giornata. Ecco, in virtù di quello che ti stavo dicendo prima, sì, dunque le due colonne sonore, una proprio i Fradei Corona, uno Semo che altro Mona, non si capisce chi dei due lo sia, perché noi l'elemento che abbiamo portato in scena è anche il nostro dialetto veneto, che viene parlato principalmente da Davide, invece io sono quello un po' più sofistico, ma che poi alla fine... Sa perché? Non lo so, potevo essere io quello elegante bello, no, non so, allora andava bene così. E per riallacciarmi a quello che ti dicevo prima, abbiamo lavorato con un pool di professionisti nostri sul territorio. Quindi ringraziamo Massimo Bassan che ha curato le musiche, i Dostoevsky che hanno fatto appunto questo Fradei Corona e poi ci sarà una sigla finale molto emozionante. Devo ringraziare Enrico Dauru, tecnico dell'audio, del suono, insomma forse sto dimenticando qualcuno, Chiara Caldato che ha curato l'organizzazione generale e tutte le persone che ci hanno veramente dato una grossa mano, perché siamo partiti dal mare e siamo arrivati in montagna in questi 4 giorni di puntata, poi alla fine abbiamo lavorato ovviamente di più, però vedremo appunto queste 4 puntate dove mare, pianura, collina e montagna. Complimenti, davvero complimenti, siamo veramente molto ansiosi di vedere
vedere una buona giornata su Antenna 3. Vorrei dire agli imprenditori che queste produzioni hanno dei ritorni enormi, cioè quando un imprenditore, un inserzionista fa vedere il suo logo, questo logo va nelle case di almeno 2 milioni di veneti, per cui più che stare a pubblicare, fare pubblicità sui quotidiani, per carità, si può fare anche quello, ma diciamo il ritorno è di gran lunga meno così importante. Poi aggiungo una cosa, Luigi, importante, ed è il ragionamento che noi facciamo agli imprenditori. Qui stiamo investendo sull'arte e sulla cultura, quindi anche agli occhi dei loro clienti a sua volta è sempre un bel modo di investire. Quindi noi diciamo continuate a sponsorizzare lo sport, qualsiasi cosa facciate, però un occhio all'arte e alla cultura datela, perché, ripeto, è un bel modo di investire, perché crea un indotto molto interessante, molto importante per il nostro territorio. Insomma. Grazie davvero Davide Stefanato e Igor Barbazza. Ma grazie a te. E a presto e buon lavoro. Grazie. Allora, pubblicità ancora e poi torniamo con altre notizie, tra poco. La storia di un senzatetto, di un clochard che era scomparso da Rimini 20 anni fa ed è stato ritrovato a Conegliano. Una storia incredibile che inizia 20 anni fa a Rimini, passa per Monfalcone e Gorizia e si conclude a Conegliano. È quella del romagnolo Stefano Zini, che scompare da casa nel 2004. La famiglia lo cerca per 20 anni. Nell'ultimo periodo viene coinvolta nelle ricerche l'associazione Penelope, che aiuta i parenti degli scomparsi e verifica la prima segnalazione nella città di Monfalcone. Come Penelope Friuli Venezia Giulia, già un paio d'anni fa siamo stati contattati da Penelope Emilia Romagna perché c'era stata una segnalazione della presenza di questo signore in Monfalcone. Dalle verifiche che abbiamo fatto però non era uscito nulla. Ancora una falsa pista, una nuova segnalazione a Gorizia, ma in questo caso si innesca una collaborazione virtuosa tra polizie locali che porta, dopo pochi giorni, al ritrovamento dell'uomo in Veneto, a Conegliano. A ottobre di quest'anno siamo stati contattati tramite la Polizia Comunale di Gorizia perché c'era stato un avvistamento proprio a Gorizia. Allora una delegazione di Penelope Emilia Romagna si è recata proprio da noi assieme alla mamma e si è trattenuta più giorni qui a Gorizia per effettuare delle ricerche a tappeto. All'esito però la persona che si pensava fosse lui era un altro clochard. Però il passaggio dalla polizia municipale ha sicuramente creato un circolo virtuoso. E lui è stato individuato poco tempo dopo proprio dalla polizia locale di Conegliano. Il finale è amaro. Stefano, che ha scelto di vivere come un clochard, non vuole tornare a casa. All'anziana madre, pur rincuorata di saperlo in vita, dice di voler restare per strada. Non sempre c'è il lieto fine dunque, ma il lavoro in rete porta molto spesso dei risultati. Bisogna anche dire che dalla collaborazione, dal fare rete insomma, con le realtà locali esce sempre qualcosa di positivo. I vandali purtroppo sono sempre in azione e sono tornati a deturpare le centraline con i murales di Manuel Giacometti e il suo progetto Love is Key per diffondere un messaggio di bellezza e fratellanza. Questo è l'obiettivo di Giacometti. Queste scritte sono apparse sia a Macerata che a Volpago. Arrivare a deturpare un'opera che è stata fatta pro bono, quindi beneficenza per portare il bello, e tra l'altro nel mio paese nativo, e trovarla dopo qualche mese deturpata è triste, non ci sono tante parole. Due bambini da un lato, i volti sorridenti, il cuore nelle mani e quel messaggio d'amore che Manuel Giacometti, noto street artist, sta portando in giro per il Veneto e per l'Italia da tempo. Dall'altro lato, scritte e scarabocchi e una centralina vandalizzata. La terza in ordine di tempo dopo quella di Roncade, dove Manuel aveva realizzato il disegno di una bambina, e quella di Volpago, sulla cabina proprio fuori dal casello della superstrada pedemontana veneta. Un danno non solo ad un manufatto, ma anche ad un messaggio di pace e amore e al lavoro
lavoro di chi ha investito tempo e risorse. E c'è sicuramente della rabbia dentro una persona che arriva a fare queste gesta. La cosa che mi lascia perplesso è che con tutti i muri inutili che abbiamo in giro per il comune, per la provincia, vedi zone industriali completamente abbandonate, devono andare a deturpare un muro che comunque ci sono state le persone che hanno speso tempo, denaro, fatica. Riparare al danno non sarà poi così immediato. La centralina è di proprietà di distribuzione, dunque il muro è privato. Serviranno autorizzazioni, tempo, denaro per i materiali. Manuel è già in contatto con entrambi i comuni, Maserata e Volpago. Love is key, l'amore è la chiave, il messaggio che il murale sveicola. Nel tempo è stato capace di creare una traccia. In tanti hanno aderito al progetto, mandando foto di se stessi con in mano lo stesso cuore, famiglie come tante, perché il messaggio d'amore sia più forte di un gesto come questo. Andiamo a Marostica, dove il comune vuole riportare all'antico splendore il Castello Superiore. Il fascino del castello di Marostica, con la sua cinta muraria che abbraccia e protegge il centro storico, potrà essere apprezzato a pieno grazie alla riapertura anche dei locali della parte superiore sulla cima del Colle Pausolino. Con una serie di iniziative il comune vuole farlo rinascere e tornare a nuova vita. Beh sì, l'obiettivo è questo, e direi che con la serie di iniziative che sono state fatte e con quella di oggi che abbiamo inaugurato su Alcide De Gasperi, penso che stiamo dando un'ottima risposta. Al grande statista trentino, di cui ricorrono i 70 anni dalla morte, è dedicata un'esposizione visitabile fino al 9 febbraio. De Gasperi, nato nell'allora territorio dell'impero austro-ungarico, di cui fu anche parlamentare, è stato uno dei fautori dell'Europa unita. Questa partecipazione in un consesso politico in cui sono riunite una pluralità di nazionalità dell'impero asburgico, quindi dagli austriaci veri e propri ai cechi ai slovacchi e via elencando, segna comunque un'attenzione particolare che poi De Gasperi avrà per la pluralità. Dopo il restauro concluso nell'estate 2022, cortile e interni del Castello Superiore sono tornati agli antichi splendori, pronti per essere fruiti con maggiore frequenza. Lo scopo adesso è restituire definitivamente lo storico edificio alla collettività. Stiamo lavorando anche per dare un punto di ristoro, in maniera tale che chi verrà a visitare le varie iniziative culturali che stiamo portando avanti e che vorremmo portare avanti, nonché tutti quei turisti che accederanno a questo sito, di poter avere un punto dove potersi fermare per bere un caffè, bere una bottiglietta d'acqua, insomma, e ammirarsi il panorama che da qui è eccezionale. Il Giro d'Italia farà tappa anche ad Asiago. Sentiamo il sindaco Rigoni Stert. L'ultima volta del Giro d'Italia ad Asiago era stata nel 2017, con l'arrivo della penultima tappa dell'edizione numero 100 della Corsa Rosa. È un'opportunità sia di visibilità, perché ricordiamo il numero di persone che seguono il Giro d'Italia nel mondo, e ricordiamo anche il grande ritorno di immagine che questa manifestazione può conferire a tutto il territorio altopiano, essendo in transito su 4 comuni del nostro territorio. Prima di arrivare ad Asiago, la 15ª tappa del Giro 2025 passerà infatti da Enego, dopo aver scalato il Monte Grappa salendo da Romano Dezzelino, e poi transiterà da Foggia e Gallio. Credo che questo sia un evento che debba anche preparare ad una vera e propria entusiastica partecipazione, e questo darà modo veramente di poter vivere assieme un percorso per la formazione di un evento sportivo che sarà veramente unico, che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che vi prenderanno parte. È tutto per oggi, grazie per aver scelto l'informazione di Focus TG, grazie a Renato Capoi e Andrea Basso in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:20. Buona giornata.